consentito di individuare un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti che copriva un'area criminale che non riguardava soltanto la città di Catania ma anche le vicine province di Siracusa e Messina, in particolare i comuni di Augusta nel Siracusano e Taormina e Giardini Naxos per Messina. È stata contestata, è vero, l'aggravante armata perché l'organizzazione aveva sicuramente la disponibilità di armi, che è stata ulteriormente testimoniata nel corso della cattura di Saitta Giuseppe, che è stato trovato in possesso di un'arma clandestina, un'arma semiautomatica 9x21 con matricolo a brasa e col colpo in canna. Si tratta di una joint venture fra cosche e attesta ulteriormente come a Catania nel campo degli stupefacenti non esiste delle regole ben precise ma una sorta di deregulation per cui le organizzazioni, quando si tratta di approvvigionarsi di stupefacenti, spesso si mettono d'accordo fra loro facendo anche delle associazioni criminali proprio finalizzate al traffico e allo spaccio di stupefacenti, e questa è una testimonianza significativa.